Buonasera e benvenuti a questo primo appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In poche parole andremo a scoprire e conoscere quelle che sono le caratteristiche dei campionati dilettantistici, chiaramente punteremo sui risultati, sui commenti, avremo anche degli ospiti studio, un appuntamento che si rinnova ogni domenica, questa è la prima puntata, dicevo ogni domenica a partire dalle 19:30 fino alle 20:30, poi in replica anche durante il corso della serata intorno alle 23:15 e anche in replica domani intorno alle 10. In poche parole ci vedrete sicuramente. Questo primo appuntamento è importante perché un po' rompe gli indugi per quanto riguarda questa preparazione. Volevo a tal proposito ringraziare naturalmente il nostro scenografo, il nostro carissimo Salvo Campo, che ha come al solito curato nei minimi dettagli la scenografia di questa trasmissione. Alla mia destra ho qui il mio compagno di viaggio ormai da qualche settimana a questa parte, Gianluca Barbagallo, impostazione internet, ma non solo. News, perfetto. Abbiamo già avuto modo di vedere il nostro primo ospite, ovvero Salvo Castorina, il direttore sportivo della Cicatena, che milita nel campionato di eccellenza. So che è andata bene oggi. Sì, abbiamo vinto 1-0. Benissimo, meglio di così non poteva andare. Sconfitte di fila. E allora quindi il risultato è più che buono. Mentre invece questa è una delle 3 vallette che ci accompagneranno durante il corso della puntata e delle puntate prossime. La prima che andiamo a presentare è Manuela Cunzolo, che curerà quelle che sono le classifiche, i risultati del campionato interregionale, nonché quello di eccellenza Girone A e Girone B, anche se poi chiaramente tratteremo soprattutto il Girone B. La redazione ha lavorato tantissimo nel pomeriggio perché essendo la prima puntata bisogna avere giustamente i meccanismi giusti. Credo che hanno fatto un buon lavoro, poi li andremo a conoscere durante il corso della puntata di oggi. E a questo punto, dato che il tempo stringe, abbiamo anche bisogno di raccontarvi subito quello che è successo in questa domenica dilettantistica siciliana. Diamo parola alla nostra Manuela con i risultati del campionato di interregionale. Parliamo del girone I, quello in poche parole delle siciliane. Allora, Manuela, risultati della giornata oggi del campionato interregionale. Acireale Sambiase 2-0, Battipagliese Sant'Antonio Abate 3-3, Interreggio Noto 2-0, Licata Drano 0-1, Messina Nulla San Felice 1-0, Nuova Cosenza Cittanova 1-1, Palazzolo Acri 2-2, Serre Valle Greganica 0-1, Marsala Nissa 2-2. Non so se abbiamo avuto un problema tecnico, non abbiamo mandato la schermata, se riusciamo a mandarla subito, se no altrimenti eventualmente possiamo mandarla successivamente. Vabbè, allora nell'attesa che ci mandano magari i risultati di nuovo, leggiamo subito velocissimamente la classifica del campionato interregionale. Chi abbiamo in testa? Adrano con 20 punti, segue Acri 19, Battipagliese 17, Palazzolo Interreggio 16, Nuova Cosenza Cittanova 14, Messina 14, Valle Greganica 13, Marsala 12, Acireale 10, Licata 9, Serre 8, Noto 8, Nuvla San Felice 8, Sambiase e Sant'Antonio Abate 7, Nissa 4. Vabbè, però dai, è andata bene, è andata bene. Abbiamo, devo ricordare, il Sì. Messino con un punto di penalizzazione. Benissimo. Io invece volevo fare subito una domanda al nostro ospite che apre la puntata di oggi, Salvo Castorina. Campionato interregionale un po' strano perché ancora gli equilibri non sembrano, insomma, Sì, diciamo chiariti. che chi doveva essere in vetta non lo è, e comunque devo dire che chi attualmente è in vetta Ladrano ha un organico di tutto rispetto. Noi li abbiamo incontrati in amichevole, l'allenatore è bravo, il direttore ha fatto un'ottima squadra e devo dire che, visto che ora sono lì, sicuramente se la giocheranno. È andato di Sai fatto. benissimo però che poi andare ad affrontare un campionato di Serie C2 vuol dire anche un ulteriore impegno non soltanto tecnico ma anche economico. Sì, ma il presidente, che poi sono 2 fratelli dell'Adrano, hanno le capacità economiche per sostenere il tutto e credo che ormai, vista la classifica, non si tireranno indietro a questo punto. Certo, Sarebbe da stupidi. E infatti credo. a questo punto sicuramente, infatti guardando anche la classifica vediamo che comunque l'Acri, che oggi ha pareggiato Sì. in casa del Palazzolo, e lì a Domenica un punto... scorsa c'era stata Acri-Adrano e l'Adrano aveva perso lì ad Acri. Il risultato che un po' ha fatto saltare. Infatti. Il Non si pareggio del aspettava. Palazzolo al 93esimo, tra le altre cose. Tra l'altro dovrebbe arrivare da un momento all'altro Vediamo la anche il classifica, c'è mister. stato il passo Sì, oggi. questa è la classifica in schermata. Beh, effettivamente l'Acri è lì, però anche la Battipagliese, insomma,
Sono tutti racchiusi in pochi punti. Le realtà che dovrebbero alla fine, dico, sulla carta essere di elite sono il Cosenza, anche l'Intereggio è un ottimo organico, c'è De Maria allenatore, e in assoluto il Messina che ha fatto una campagna acquisti. Certo. Poi c'è questa parabola un po' discendente del Noto, che insomma ha qualche difficoltà più del solito in questo campionato di interregionale. Ha avuto difficoltà sin dall'inizio, anche in fase estiva di organico, hanno già cambiato allenatore e realmente sono delle... Dico, è brutto parlarne male, però vuol dire che c'è qualche problema all'interno della... diciamo pure che sono problemi economici, quelli che poi un po' attanagliano un po' tutte le categorie. Sostanzialmente la problematica è quella lì, e siccome in Serie D l'impegno economico è rilevante. È rilevante, certo, quindi... sono trasferte. Sì, assolutamente. Ancora in diretta qui su Sesta Rete per l'appuntamento domenicale con il calcio dilettantistico catanese e della provincia di Catania. Dopo aver affrontato in una breve sintesi anche il campionato di interregionale, adesso affrontiamo subito il campionato di eccellenza, ne parleremo anche tra l'altro con il nostro ospite, ma prima diamo naturalmente risultati e classifiche. Parliamo subito del girone A, campionato di eccellenza. A te Manuela. Agragas Riviera Marmi 2-0, Alcamo Audace 1-0, Città di Terrasini Castellammare 1-1, Camarat Palermitana 2-0, Mazzara Valderice 2-4, Parmoval Folgore 1-0, Ribera San Giovanni Gemini 3-0, San Cataldese Atletico Campofranco 3-1. Questo per quanto riguarda i risultati del girone A. Leggiamo subito anche la classifica del girone A di eccellenza. A te Manuela. Agragas 20 punti, Camarat Ribera 17, Mazzara 16, Alcamo San Cataldese 15, Atletico Campofranco 12, Valderice Parmoval 10, Folgore 9, Audace Riviera Marmi 8, San Giovanni Gemini Castellammare 7, Palermitana 3, Città di Terrasini 3. Benissimo, campionato di eccellenza, girone A, abbiamo letto i risultati, brevissimo commento e poi dopo passiamo subito al girone che ti riguarda, Salvo Castorina. Per quanto riguarda il girone A, devo dire che l'Agragas sembrerebbe la squadra da battere. In testa c'è la candidata alla... Ma è da troppo tempo che ormai Agrigento manca dal calcio che conta, diciamolo pure. Ma forse quest'anno, a parte aver fatto le cose per bene, c'è una cordata di imprenditori economicamente ci sono i soldi, benissimo. Le prime quattro hanno vinto tutte, sì. Tranne il Mazzara che è incappato in queste sconfitte interne. Io non... pronostici rispettati, no? Io sono convinto che la San Cataldese si inserirà allenata dal... Hai detto bene, la San Cataldese potrebbe Orazio rappresentare la linea vagante del girone. Sì, è chiaro, ha individualità importanti e poi lui è un bravo tecnico, quindi sono convinto che pian piano arriverà... Può venire fuori. Sì, assolutamente. Parola da Manuela adesso per conoscere i risultati del campionato di eccellenza del girone B, quello che ci riguarda da vicino, perché chiaramente abbiamo molte squadre del catanese e della provincia catanese. Ascicatena Modica 1-0, Comiso Atletico Catania 2-2, Due Torri Aquila Caltagirone 1-0, Enna Mister Bianco 1-3, Ragusa Leonzio 1-0, Real Avola Orlandina 2-0, Taormina Città di Messina 0-2, Trecastagni Vittoria 0-1. Risultati quasi scontati, quasi scontati. Vediamo la classifica, Manuela, in modo che così abbiamo un quadro più completo del girone B. Eccola qua già pronta in schermata. Città di Messina Ragusa 24 punti, Città di Vittoria 19, Due Torri 16, Acicatena 13, Aquila Caltagirone, Reale Avola e Mister Bianco 11, Comiso 10, Taormina 9, Atletico Catania 7, Orlandina 6, Trecastagni 5, Leonzio 2, Modica 2, Enna meno 2. È da ricordare che abbiamo 2 punti di penalizzazione per il Leonzio, sì. 6 punti di penalizzazione per l'Enna e una partita in meno per il Reale Avola e il Mister Bianco. Benissimo, grazie Manuela. Io mi volevo collegare anche al fatto che comunque nella parte bassa della classifica ci sono 3 importanti realtà, parliamo di Modica, Leonzio, parliamo di Enna, sì. Cioè è una cosa strana questa, volendo, sono no? 3, allora, tra le 3, 2 società che hanno avuto difficoltà sin dall'inizio. La Leonzio è stato scandaloso quello che è successo a Lentini, sì. Diciamolo pure. Sì, quelle sono vicissitudini che si vanno
sono differenti, quindi È non vero. esulano dal vero. discorso calcistico, però giustamente l'ex presidente Kundari deciso di ha deciso di mollare, mollare praticamente. perché vita privata e vita calcistica hanno due strade parallele. Sono d'accordo con questo. E poi La scelta è considerato- stata giusta in fondo. certo, Modica e Enna già avevano delle problematiche dall'inizio, si pensava non si iscrivessero, anzi, dico, A proposito di Kundari, Sì. pare che stia per entrare a Modica, da domani dovrebbe andare, il nuovo socio sì. di maggioranza e quindi Lui e il probabilmente nel mercato di dicembre. sì, lui e il suo entourage dovrebbero andare Questa è a fare una la news che mi date voi degli addetti ai lavori Sì, ancora sì, più. sì, assolutamente. Prima di parlare della Cicatena, io volevo subito però sottolineare il buon pareggio volendo fuori casa dell'Atletico Catania. Sì, anzi, se la regia ci manda le Sì. pagine di riferimento, un pareggio, uno scontro diretto sostanzialmente, visto come si è un po' inquadrata la classifica di questo girone, tra il Comiso e l'Atletico Catania. È stata una partita comunque abbastanza altalenante perché l'Atletico era passato in vantaggio con un gol di Ranetta e che è riuscito finalmente a sbloccarsi da questa assenza del gol, ma nel giro di 10 minuti il Comiso è riuscito a ribaltare la situazione. Poi Alla fine c'è stato il pareggio quasi a tempo scaduto di Trufello, che è riuscito a recuperare un attimino questa situazione. È un pareggio che comunque lascia tutti un po' scontenti. Beh, intanto la classifica almeno si muove e questa è già una cosa buona. Comunque l'Atletico resta sempre in piena zona play-out, il Comiso invece è a ridosso con un 3 punti di vantaggio. Certo. Prima di completare il commento riguardante questo girone, invece io ritornando a parlare della Cicatena, la Cicatena che ha avuto un inizio un po' travagliato, l'allenatore che è andato, che è tornato e poi è stato preso un altro allenatore, c'è un po' di confusione all'inizio, poi ha visto Sì. che le cose si sono sistemate. Sì, c'è stato qualche problemino all'inizio per... Anche se ancora ufficialmente l'allenatore ufficiale c'è, non c'è? Sì, c'è. Sì, l'allenatore c'è, siamo in attesa che faccia il corso e così... Coppa. Sì, Vai. Coppa. Sì. E da ufficioso diventi ufficiale. E abbiamo avuto sì, qualche problemino all'inizio, però poi la squadra... Anche se la squadra ha risposto bene in campo, perché all'inizio Sì, insomma, allora, la squadra con risultati positivi subito. come immediati. organico tra i giocatori che abbiamo confermato e i nuovi acquisti è una squadra costruita per fare discretamente bene. Siamo nelle zone alte, speriamo di rimanerci e comunque se non fosse stato per le 3 battute d'arresto, qualcuna immeritata, avremmo avuto qualche punto in più e... Quindi l'obiettivo comunque è campionato almeno zona playoff. Sì, Dove sono già? sì, Dove sì. sono già tra l'altro. Non dice ci bene nascondiamo, il Presidente sta facendo degli sforzi economici non indifferenti e spero che i ragazzi continuino su questa strada e se è il caso di fare qualche altro sacrificio a dicembre lo faremo importante. anche. Ma l'obbligo dei... 3 sì. volte quest'anno la Cicatena e devo dire che è una squadra di categoria È quadrata, ignosa, è quadrata. quelle che proprio Ma il discorso riguardante gli juniores è abbastanza tranquillo oppure come voi tante altre squadre hanno i problemi a reperire i giovani che devono giocare obbligatoriamente in Io devo dire, categoria? allora, quest'anno c'è il 94 che è stato veramente difficile reperirlo. Io devo dire un grazie al Catania che ci ha dato in prestito qualche giovane dalla primavera e dagli allievi e quindi stiamo valorizzando i loro giovani, però anche a noi fanno comodo perché sennò avremmo avuto realmente delle difficoltà. Come settore giovanile la Cicatena come è organizzato? Se è La organizzato? Cicatena fa la juniores e fa anche gli allievi e speriamo di tirar fuori qualcosa da Qualche elemento perché poi alla fine in queste categorie sono quelli che fanno la differenza. È vero. L'Atletico per esempio sotto questo punto di vista? Devo dire che anche l'Atletico non è messo male con i juniores, anche se comunque io continuo a reputare questa regola dello juniores un po' Ma selvaggia. guarda, io non sono tanto d'accordo che sia selvaggia, perché così diamo gli spazi anche ai giovani, voglio dire. Io credo che il giovane, se sia un giovane di valore, giocherebbe lo stesso. Ma non Così so fino a tu che punto, invece imponi la deframmentazione di un processo di crescita che un giovane sta compiendo, perché un 94 è il manifesto che non è ancora pronto per giocare in eccellenza. Beh, sotto questo punto di vista è E vero. soprattutto difficilmente 94 per 16 squadre sono già pronti per essere messi in campo ed essere giocatori. Beh, lì vuol dire è un costruire 94. comunque un buon settore giovanile. È un 94. Sì, noi parliamo di eccellenze, di dilettantismo, ma solo per nome. Cioè, io leggo qua il roster di questo campionato, c'è Messina. Ma questo è un campionato dilettantistico dove ufficialmente i giocatori dovrebbero prendere solo un rimborso spese, ma non è così, lo sanno Sono tutti. squadre che hanno fatto la Serie C in questi giorni. Infatti, però Ma- è dilettantismo solo per nome. Ma Assolutamente molti dei giocatori, Salvo. se voi andate a guardare gli organici, molti dei giocatori che militano in queste categorie sono tutti ex professionisti, ma anche di giovane età, cioè sono degli, tra virgolette, sfortunati del calcio che si che militano non in sono queste entrati nel calcio vero, un po' il Che non- sottotitolo della nostra trasmissione. Questi giovani devono sopportare
portare in piazze come Cicatena, Certo. Atletico, alle Valentini, dove delle tifoserie comunque hanno delle aspettative nei confronti di un calciatore. Certo, che sia abituati Certo. abituati è anche. difficile che un ragazzo di 17 anni riesca a sopportare determinate pressioni. Questo è A vero. volte scappano, è successo in molte squadre. Sì, sono sì, stati sì, juniori sul giorno prima della partita per la paura non si sono più presentati. Lì bisogna costruirli anche dal punto di vista Ma non è Caratteriale. Caratteriale. Per giocare il 2,94 ne devi avere almeno 3. Devi avere questo sì, 3,93. questo sì. Vabbè, in questo caso la Cicatena mi sembra abbastanza organizzata, il fatto Sì. che abbia un settore giovanile questo può garantire. Noi nel nostro organico tra 92, 93 e 94 abbiamo 14 o 15 giovani, quindi il mister, perché poi è fondamentale, perché tu devi avere la possibilità di poter scegliere, ebbene, fanno la differenza. Allora se tu ne devi essere in più, perché tu devi avere la possibilità di poter scegliere, ebbene, se sei contato vai in difficoltà. Allora, per chiudere, Salvo, Sì. l'obiettivo l'abbiamo capito è zona Sì. playoff, ma questo campionato, questo girone, lo chiedo anche a Gianluca, chi lo vincerà allora? Quale sarà la squadra che sulla carta dovrebbe essere quella da battere? Allora, se continua una bella così, domanda. se continua così andremo tutti a vedere lo scontro diretto che sarà tra un paio di settimane, Cioè Ragusa? Ragusa-Messina, perché sono a punteggio Messina, pieno, andremo a vedere lo scontro diretto e da lì avremo le idee un po' più Quindi, chiare. Teoricamente le 3 candidate al trono, diciamo, sono il Vittoria, il Ragusa e il Messina. Il Vittoria ha perso qualche punto strada Sì. facendo e quindi si è attardata. Però il fatto che poi sale soltanto la prima, Sì, voglio ma dire. Ragusa e Messina hanno vinto tutte le partite fino ad oggi, cioè stiamo Sì. parlando di due carri Si scontreranno allora. Hanno organici di tutto rispetto, allenatori preparati e in campo a differenza rispetto alle altre squadre. Salvo si sei vede. diventato un classico direttore sportivo, ho avuto la fortuna di allenarti ed eri veramente tosto a suo tempo, adesso sei molto più calmo, molto più rilassato, Purtroppo da sei direttore, molto più diplomatico. da direttore bisogna dare l'equilibrio che da calciatore Ma io può ti anche vedevo bene mancare. anche come allenatore, perché come mai questa scelta di diventare invece più un allenatore tecnico che No, un... l'allenatore ha, non dico più pressioni, però deve essere ancora più pagato, deve saper leggere di più la partita. Io a volte sono rimasto impulsivo, quindi da direttore ho anche hai modo di stare un po' più calmo. ed ho delle uscite particolari comunque. Benissimo. Comunque, Ettore, ci sono 5 partite alla fine del primo campionato. Perché Certo, a dicembre- le aperture delle liste A dicembre tutte le società, dico, Un altro dalla campionato. interregionale alla terza categoria cambiano completamente. È indubbio cosa. che a dicembre chi perché deve sistemare qualcosa, chi perché deve rivoluzionare, chi perché vuole Perché migliorare, è chi perché vuole migliorare, ci sarà sì, abitudine di smantellare, tra virgolette. Smantellare perché finiscono i soldi, questo lo dico no, io, smantellare questo lo perché è così. Smantellare perché nel momento in cui non si è attardati per gli obiettivi. Sono le cose che mi permettono anche Sì. Vittoria e candidato a smantellare. Vabbè, questo lo vedremo. Cioè, 5 Anche se arrivano notizie diverse. Io credo di no, perché Io non penso, hanno cambiato tecnico, so che hanno dei movimenti in entrata Mi importanti. sono arrivate notizie di mercato Sì, per sì, il sì, Vittorio. Proprio sul Vittorio non penso, Gianluca. Va bene, allora ringraziamo il nostro amico Grazie a Salvo Castorina, direttore sportivo della Cicatena, Ex calciatore. ex calciatore. In bocca al lupo per la stagione e Credo. speriamo di rivederci presto, magari con una posizione ancora più importante rispetto a Speriamo. quella di queste Speriamo, settimane. è cruciale il mese di novembre Bene. per le partite che abbiamo, da lì riusciremo a capire quali sono i nostri reali obiettivi. Vado subito a presentare quella che è un po' la rubrica fissa ogni 15 giorni. In poche parole, questa settimana presenteremo Sport Story, che riguarda un avvenimento sportivo importante del passato, mentre la prossima settimana invece racconteremo i campioni del calcio attraverso delle schede preparate dal nostro amico Luca Barbagallo. Però questa settimana vogliamo iniziare, dato che è la prima puntata dei penalty, con un avvenimento importante, la vittoria ai mondiali del 2006. Tu dove eri nel 2006? Hai festeggiato la vittoria dell'Italia? Benissimo. Ero nata. No, come eri nata? Era nata già da un po' di tempo. Dico, hai festeggiato anche tu in strada. Sì. Insomma, è stata una bellissima serata. Sì. Il 9 luglio del 2006. Tu dove eri? Appunto a festeggiare A casa in degli amici, sì. A casa degli amici. Allora, guardiamoci tutti insieme la rubrica di Sport Story all'interno di Penalty. Ricordiamo insieme quell'avvenimento indimenticabile, la vittoria mondiale in Germania con un Cannavaro straordinario. A Sport Story, qui a Penalty. Nationalen von Frankreich.
Comincia la finale del campionato del mondo 2006, partiamo noi. Palla allargata, arriva il colpo di testa di Henry, c'è Malouda in area di rigore, Malouda passa, calcio di rigore. Buffon conosce Zidane. Traversa, non è gol! Non è gol! È gol! È gol, ha toccato dentro. Francia in vantaggio, il guardalinee ha dato indicazioni ad Elizondo che non aveva deciso. Va Pirlo a battere il calcio d'angolo, si allontana Camoranesi, al centro ci sono Materazzi, Cannavaro, Totti, Toni, Grosso. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva! Gol! Materazzi! Gol! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Zidane, 1 contro 1, Zidane, allargo ancora per Sagnol, arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane, Buffon! No, non si può, rischia di rovinare una carriera con una testata indecente Zidane, indecente Zidane. L'arbitro ha già controllato il cronometro, dice che può bastare, si va ai calci di rigore. Primo è Pirlo. Sì! Il toro contro Buffon. Rete. Sì! Non è gol! De Rossi. Sei sotto l'incrocio! Gol! Bel rigore. Del Piero. Sì! 4! Gol! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Questa è una vittoria veramente importante per tutti e 23 giocatori perché si sono comportati veramente alla grande. Meglio di così, ma che mi fai?
Quanti ricordi, mamma mia, 9 luglio del 2009, nel frattempo abbiamo anche cambiato valletta, è data via Manuela ed è comparsa Lorena. Ciao Lorena, benvenuta. Buonasera a tutti e buona domenica. A Penalty. Noi non ci permettiamo soltanto una valletta, ce ne permettiamo addirittura 3, siamo veramente alla grande. Gianluca, tu dov'eri il 9 di luglio del 2006, quando l'Italia in vinceva una il mondiale? bolgia chiamata appartamento, eravamo 40.000 in un metro quadrato praticamente. Sì. Allora voglio anche ricordare una cosa importante, che Sport Story ritornerà chiaramente fra 15 giorni, perché la prossima settimana sarà la volta di Gianluca Barbagallo con la sua scheda dedicata ai campioni del calcio. Campioni di penalty, E ci inizieremo sarà- con Baggio. Ah, bello. Abbiamo grandi nomi, da Cruyff a Maradona. Così facciamo vedere da le Vladimir gesta Zico. anche di giocatori che pochi conoscono, soprattutto i giovani. Sì, i giovanissimi sicuramente no. Infatti. I meno giovani sì. Baggio sì, comunque, perché è attuale. Io e dai. tu sì. E io ti... Allora, colgo l'occasione subito per salutare l'ospite che ci è venuto nel frattempo a trovare. Parliamo di Franco Nobile, presidente della Scommettendo. Presidente della Scommettendo, campionato di promozione. Squadra catanese. Squadra catanese. Con lui parleremo. Cesare. Come? San Cristoforiano. Ah, proprio del cuore, benissimo. Quartiere, Adesso che non c'è quartiere. più tra l'altro neanche il Real San No, Cristoforo, noi siamo al Fortino. siete diventati proprio a tutti gli effetti la squadra proprio del quartiere di San Cristoforo. Squadra Cronologicamente emergente. è la terza squadra di Catania. Beh certo, è logico. Ancora in diretta, Sesta Rete, appuntamento di Penalty, in onda ogni domenica a partire dalle 19:30. Adesso Lorena, a te il compito dei risultati del campionato di promozione, parliamo dei gironi C e del girone D. Prima sottoponiamo l'attenzione del girone C. Vai, risultati della giornata. Santa Venerina 1-0, Fiume Fedese Sporting Insieme 0-1, Piero Mancuso Sporting Via Grande 0-3, Pistonina Gravina 5-1, San Gregorio Aci San Filippo 3-1, Scommettendo Villafranca 1-2, Spar Garden Messina 0-0, Battiati Belpasso 0-0. Diamo uno sguardo anche alla classifica di questo girone C, sentiamo un po' Lorena. Primi in classifica Sporting Battiati, Aci Sant'Antonio e Villafranca con 15 punti, Spar Calcio 14 e Via Grande San Gregorio, Via Grande 14 e San Gregorio 13. 11 punti Fiume Freddese, Belpasso e Pistonina, 9 punti Gravina, Sport Insieme e Garden Sport Messina, 8 punti Piero Mancuso e Aci San Filippo, 7 punti Scommettendo, ultima in classifica Real Santa Venerina con 5 punti. Adesso invece diamo uno sguardo ai risultati del campionato di promozione, il girone D. Ok, andiamo avanti con i risultati. Atletico Gela Santa Croce 4-0, Enzo Grasso Real Niscemi 1-0, Leonforte Paternò rinviata al 2 novembre, Nicosia Scordia 1-0, Priolo Orsa Ragusa 2-0, Scicli San Sebastiano 3-3, Troina Rosolini 1-0, Ispica Agira 2-1. E adesso la volta della classifica del girone D. Prima in classifica Leonfortese con 19 punti, 17 punti Gimnica Scordia, Atletico Gela 16 punti, Nicosia 15, Virtus Ispica 14, Real Niscemi 12 punti, Città di Rosolini 10, San Sebastiano, Priolo e Troina 9 punti, Paternò Enzo Grasso 8 punti, 7 punti Santa Croce e Scicli, Orsa Ragusa 6 punti, ultima in classifica Agira Nissoria 4 punti. Bene. E ricordiamo Leonfortese, Città Rosolini, Priolo e Paternò con una partita in meno. Bravissima, sei stata veramente molto brava, non eri per niente emozionata, anche per lei chiaramente è un debutto come quello per Manuele e tra poco poi vedremo anche la terza debuttante Giada. Con i risultati in testa questa donna. Sì, sì, hanno studiato tutto il pomeriggio, ad essere sinceri. Allora, prima di andare a parlare con il nostro ospite del campionato di promozione, adesso un servizio di Roberto Messina, Roberto Mattina, perdonatemi, riguardante il campionato di promozione. Parliamo della partita Sporting Battiati Belpasso. Guardiamo insieme questo servizio e poi, anzi no, il servizio ancora non è pronto, allora facciamo una cosa, prima di vedere questo servizio una battuta veloce con il Presidente che poc'anzi mi diceva che avete il solito problema come tutti gli altri dei campi. Ma questo cosa vuol dire? Che proprio non avete il posto dove allenarvi? Non abbiamo campo, non abbiamo dove fare allenamenti. Magari lunedì, martedì vediamo
andiamo al comune, ci alleniamo al Duomo perché è diventato proprio imbarazzante. Ma voi avete fatto la vostra normale richiesta, però non al solito... La richiesta ho pagato, abbiamo pagato, usciamo solo, no, come? Però ancora ho pagato pure la benzina. Diciamo che questa la situazione caldaia. dell'impiantistica sportiva legata al calcio per Catania è diventata pesante, perché costringe delle società a esborsare quote fuori budget, perché non sono parlavamo di questo, fuori budget, che poi diventano, diciamo, da quantizzare in migliaia e migliaia di euro, perché devi pagare il tutta una riscaldamento. stagione è un problema. E sì. non riesce a trovare una soluzione, perché è difficile. Tu io pensi dicevo, che il campo poco di fa Zesi- mi finirà sicuramente come la Ragazzini Generale, come la Ma speriamo di no. Real Speriamo San di Cristoforo, Vi finirà blocco pure un per me attimo così. perché abbiamo già pronto il servizio di Roberto Mattina riguardante l'incontro di calcio Sporting Battiati Belpasso. Linea alla regia e poi ci vediamo per parlare ancora di promozione. Belpassese che riesce a impattare per 0-0 sul campo della capolista, lo Sporting Battiati comunque che recrimina e ha tanto da recriminare, espulsione a 10 minuti all'inizio del secondo tempo, tante occasioni. Andiamo a sentire i due mister, Impellizzeri e il mister Drago. Noi sicuramente eravamo qua venuti per vincere, poi giochiamo sempre per vincere, da premettere, anche se a volte uno non ci riesce, però fa parte del gioco, ci sono anche gli avversari. Il giudizio sulla partita, per quanto riguarda la partita, noi praticamente mancava Carmelo Vezzì, che è l'attaccante che noi fa salire la squadra, e in più Gianluca Mammano, il nostro capitano, e abbiamo fatto giocare due ragazzi, uno del 94, uno del 91 in avanti, e mancava qualche peso in avanti e si è visto effettivamente. Abbiamo incontrato, diciamo, un'ottima squadra che gioca un bel calcio, noi ci siamo difesi bene nel primo tempo, siamo usciti molto bene nel secondo tempo, anche perché loro hanno avuto l'espulsione del numero 7, non mi ricordo come si chiama, però alla fine io penso che alla fine il pareggio è giusto. Episodi da recriminare, forse c'è stato un gol annullato? Sì, ripeto, il gol è stato annullato, al modo mio da vedere, di dove ero io, mi è sembrato regolare, però l'assistente è piazzato meglio di me. Prossima partita? Prossima partita abbiamo una squadra, la Pistonina, una squadra di Messina, che ieri ha vinto nell'anticipo 5-1 con il Gravina. Diciamo questa squadra ancora non è una buona squadra, perché conosco Nellomiano, che è un buon allenatore, uno che allena bene, e sarà una partita difficile in casa. È stata una partita, se vogliamo, anche disgraziata, perché è terminata sullo 0-0, un'espulsione, però forse lo Sporting Battiati meritava qualcosina in più. Beh, a questo punto, per come è andata la partita, certo, meritavamo molto di più, no, qualche cosa, molto di più, perché giocare in 10 uomini già all'inizio, a 10 minuti dal secondo tempo con l'espulsione, e collezionare 8-9 calci d'angolo, sempre in 10 uomini, non è da tutti, penso, però io non posso recriminare niente, non posso dire niente ai ragazzi, perché logicamente se il pallone non va dentro, il risultato è quello che è. Ci descrive l'espulsione? Ma l'espulsione, eravamo in zona d'attacco al limite dell'area, fallo su Pecorini dentro l'area che non ha fischiato, passa la palla a Mirabella si gira, gli fanno il fallo fuori area e l'arbitro fischia, simulazione. Era stato già ammonito, sempre senza fare fallo, è stato ammolito perché si è rivolto a un compagno dicendo la palla ma non puoi passare, non ero fuori gioco, l'arbitro, cioè discussione fra loro, l'arbitro piglia l'ammonito, dice dovete stare zitti, non è un discorso serio questo. Però come ha trovato comunque la sua squadra e in vista del prossimo impegno? Beh, se noi continuiamo, fin quando teniamo questa, diciamo, stato di forma abbastanza buona, cosa posso dire, è una squadra che macina a gioco. Grazie a Roberto Mattina, mannaggia, perdonami Roberto, sbaglio il tuo cognome. Roberto Mattina, inviato di penalty con il servizio dedicato alla partita Sporting Belpasso. Abbiamo qui invece Alessio Di Mauro, con lui insomma faremo anche un punto della situazione del campionato di promozione. Buonasera, buona domenica a tutti. Allora, com'è andata questa giornata? Un po' strana? Sì, un po' qualche strana. Risultato inaspettato anche?
Sì, però possiamo vedere che in questo campionato di promozione c'è molto equilibrio, infatti sono 3 le squadre al vertice con Sporting Battiati, AC Sant'Antonio e Villafranca. Parliamo del girone? Ovviamente del girone C. Questo è importante, stiamo guardando anche qualche immagine. Sì, alle spalle di queste 3 squadre troviamo la Spar e lo Sporting Viagrande che tengono il passo a 14 punti. Ovviamente sta deludendo un po' il Gravina di mister Alfio Contarino, che è stato sconfitto per 5-1 dalla Pistunina. Sono tanti, eh? Sì, sono tanti. E a Mili Marino, una frazione di Messina. Subito, perché siamo un po' in ritardo, dobbiamo leggere i risultati del campionato di prima categoria, velocissimamente. A te Lorena. Ciclope Bronte in essa 1-1, Dacca Sporting Taormina 3-3, Gaggi Furci 1-1, Lineri Mister Bianco Atletico Pedara 2-0, Randazzo Giardini Naxos 2-1, Real Belpassese Cometa Biancavilla 0-1, Santa Teresa Città di Maletto 1-1. Bene, questi erano i risultati della sesta giornata, diamo subito adesso spazio alla classifica di questa sesta giornata del campionato di prima categoria. Prima in classifica troviamo il Randazzo con 13 punti, Furci Santa Teresa Cometa Biancavilla 11 punti, Sporting Taormina 10, Real Belpassese 9 punti, Ciclope Bronte, Desport Gaggi, Lineri Mister Bianco 8 punti, Atletico Pedara 7. Città di Maletto, Inessa e Dacca con 5 punti. Ultima in classifica Giardini Naxos con 1 punto. Questo il girone E, adesso il girone F per chiudere i risultati della sesta giornata del campionato di prima categoria. Atletico Militello, Sporting Priolo 2-1, Brucoli Augusta Valverde 2-0, Castel di Iudica Mineo 2-0. Città di Mascalucia, San Giorgio 0-1, Massimiliana Condor 3-1, Real Paternò, San Pio X 0-1 e Sporting Barriera, Sporting Catenanuova 5-0. Bene, a questo punto, dopo questi risultati, la classifica che chiude il girone F di questo campionato di prima categoria. Primo in classifica San Pio X con 14 punti, Valverde San Giorgio 13 punti, Città di Mascalucia 12, Sporting Priolo 11 punti, Massimiliana e Sporting Barriera con 10 punti, Brucoli Augusta 9 punti, Castel di Iudica 8 punti, Atletico Militello 7, Sporting Catenanuova 4 punti, Mineo 3 e ultima in classifica Real Paternò e Condor con 1 punto. Benissimo, grazie Lorena. Una battuta veloce con il nostro responsabile, quello che cura il campionato di prima categoria, ovvero abbiamo il nostro Luca Aloisi. Allora, come è andato questo girone, questi risultati di questa domenica? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Possiamo vedere nel girone E che è stato un turno favorevole sicuramente al Randazzo, perché il Randazzo ha sfruttato appieno la partita contro il Giardini Naxos, il fanalino di coda, ed è andato in testa alla classifica sfruttando i pareggi delle 2 compagini messinesi con cui divideva il primato, ovvero il Santa Teresa di Riva bloccato in casa dal Maletto e anche il Furci bloccato nel derby di Gaggi. Vediamo comunque che è un campionato molto equilibrato e lo dimostra anche i pareggi che ci sono stati in queste giornate. Ad esempio possiamo vedere in questa giornata ben 4 pareggi, mentre la settimana scorsa i pareggi sono stati addirittura 6 su 7 partite, proprio a testimoniare l'equilibrio che si registra in questo girone. Infatti. Velocissimamente l'altro, in modo nel che così girone chiudiamo il quadro. molto bene la San Pio X, che dopo aver sfiorato la promozione la passata stagione vuole centrarla quest'anno, è già in testa alla classifica. È vero. Ed è riuscita a scavalcare il Valverde che ha avuto uno stop in quel di Augusta. Benissimo, ti ringrazio Luca, vado di Grazie fretta, a voi. però la promessa è che la prossima settimana parleremo molto di prima categoria. Va benissimo. Grazie a Luca, mentre invece adesso è scomparsa Lorena ed è spuntata Giada, la nostra terza valletta, perché subito ci darà lettura dei risultati del campionato di seconda categoria. Allora, vai Giada. Belpassese Libertas Aci 7-1, Canalicchio Real Centuri Vipè 1-0, Milo Real Piano Tavola 3-2, Real Aci Aci Bonaccorsi 0-1, Real Adrano Pisano 1-2, Val Guarnerese Tremestieri Etneo 3-1. Bene, questa per quanto riguarda i risultati. Diamo adesso lettura della classifica. Anche lei è emozionatissima perché anche per lei è un debutto televisivo. Vai.
In testa alla classifica Milo con 12 punti, segue Belpassese 10, Canalicchio 9, Valguarnerese 8, Aci Bonaccorsi 6, Pisano 5, Real Aci, Real Centuripe, Real Adrano 4, Tre Mestiere Etneo 3, Real Pianotavola 1 e per concludere Libertas Aci 0. Velocissimamente adesso l'altro girone, in modo che così possiamo fare il quadro completo e poi chiudere con l'ultima battuta con colui che cura il campionato di seconda categoria. Diamo lettura dell'altro girone, vediamo un pochettino cosa è successo nella giornata di oggi. Allora, Carlentini Atletico Francoforte 2-4, D'Agata Megara 5-2, Junior Ramacca Aquila Monteserra 0-2, Liotru 0, Librino 0, Picanello Sortino 4-0, Vizzini Raddusa 2-0. La possiamo perdonare perché giustamente non conosce molte squadre, quindi qualche accento può anche scappare, ma ti perdoniamo. Lettura della classifica di questa sesta giornata del campionato di seconda categoria. In testa alla classifica con 12 punti Atletico Francoforte e Picanello. Segue il D'Agata 7, Junior Ramacca 6, Megara 6, Liotru 5, Vizzini 4 e per concludere Aquila Monteserra, Raddusa, Sortino e Librino con 3. Benissimo, ti ringrazio, grazie Lorena. Una battuta subito con Dario Giuffrida, scusa, con Giada, mi sono confuso. Beato tra le donne. Sono stato assaltato da tante bellezze questa sera. Una battuta con Dario Giuffrida del campionato di seconda categoria, velocissimamente. Buonasera, perché siamo in Ettore, chiusura. sono due gironi molto diversi fra di loro perché abbiamo visto nel girone G il Milo prendere subito il largo con 4 vittorie consecutive, ma le inseguitrici sono lì a 3-4 punti. Nel girone H invece la situazione è completamente diversa perché all'Atletico Francofonte si oppongono ben poche squadre e il dato significativo è che tra la prima e la terza ci sono ben 5 punti, mentre Siamo tra la terza e all'inizio, l'ultima 4. C'è già un livellamento verso il basso con un gruppone alla fine di ben 3 squadre che indica come questo girone sia molto più combattuto dell'altro. Insomma, anche per te promessa, la prossima settimana parleremo di più del campionato di seconda categoria. Siamo in chiusura. Io purtroppo per questione di tempo non riesco a mandare in onda un servizio che aveva preparato Carmela Urite riguardante la straordinaria cerimonia di chiusura dei campionati di Pentathlon, una cerimonia che si è svolta proprio in piazza Università Catania, bellissima, tantissima gente, una cerimonia di chiusura veramente straordinaria. Sicuramente avrete modo di vederla tra non molto anche nei prossimi servizi giornalistici della nostra testata. Volevo ringraziare Dario Giuffrida, volevo ringraziare Luca Barbagallo. Grazie a te. Settimana prossima con Baggio. Baggio, sì, per i campioni di penalty, e comunque questa bella iniziativa che riguarda i campionati dilettantistici secondo me è encomiabile. Benissimo, la prossima settimana daremo anche un indirizzo email con... C'è già, penalty@libero.it. C'è anche una pagina su Facebook, penalty. Sarà operativo chiaramente già dalla prossima settimana ancora di più. Ho qui le mie 3 bellezze, ovvero Manuela, Lorena e Giada, le 3 accompagnatrici ufficiali del calcio dilettantistico catanese. Volevo anche ringraziare in chiusura, come al solito, il nostro scenografo Salvo Campo, il nostro webmaster Daniele Gambino e la Joy Production. Detto ciò, noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come al solito per un altro ennesimo appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Appuntamento a fra 7 giorni. Piove o c'è sole, un rigore sbagliato non fa un giocatore. Piove o c'è sole, chi ama la vita lì sul campo è migliore. Piove o c'è sole, il pallone è il tuo vero amico, la tua vita, il tuo mito. Si vince o si perde, si giocherà e l'emozione scorre e va. Piove o c'è sole,